La follia è fare un albergo lì, proprio una cosa lì dove c'è un ospedale. Quindi collettivamente per una volta diciamo fermamente no all'abbattimento del monoblocco. Grazie. Ne abbiamo già avuta abbastanza. Brava! Riqualificare e non distruggere, perché per noi è essenziale innanzitutto non dare ancora più spazio agli alberghi, ai resort, peraltro di proprietà, uno anche di proprietà cinese, e che si stanno, appunto, ricordiamo anche che la Cina si sta proprio impossessando anche della nostra città. Al villaggio San Marco, unico bel quartiere di Mestre, che cosa vogliono costruire? Un'enorme torre, la chiamano giardino verticale, la bugia, l'albero di 30 piani, diceva giustamente Celentano, e un centro commerciale enorme. In 200 tra comitati, associazioni ambientaliste del Lido di Venezia, del Centro Storico e della Terraferma, tra cui Amico Albero ed Eco Istituto, insieme ai collettivi studenteschi, si sono dati appuntamento proprio al Lido con le proposte di sviluppo sostenibile, come chiede l'Agenda 2030 dell'ONU, e contro i progetti non partecipati di Cafarzetti, dicono. Il dato più importante di questa giornata sia che la cittadinanza porta la sua voce contro questi tipi di progetti. Grande il dissenso, specie contro l'abbattimento del monoblocco dell'ospedale del Mare per costruire un resort di lusso con i 5 soggetti coinvolti: Regione, Cassa Depositi e Prestiti, Demanio, Comune e Sovrintendenza. Se non mi sbaglio, l'82esimo di questa isola. Domenica prossima l'appuntamento a Mestre dalle 10 davanti all'ex cinema San Marco per la biciclettata contro il progetto del grattacielo. Quindi il prossimo mese ancora il Lido per un'altra assemblea pubblica. Che verrà fatta il 25 di giugno alle ore 18:30 in piazzetta Lepanto,